Buongiorno, ben ritrovati. Venerdì 1° marzo inizia dunque il nuovo mese, siamo sempre con voi per raccontarvi il nostro territorio, con i nostri inviati, con i nostri servizi. Oggi è venerdì, l'appuntamento alle 13, come sempre con Andrea Ferrazzi, è un ospite importante per parlare di sostenibilità. Parleremo di sostenibilità e di politiche agricole comunitarie e partiremo ovviamente ritornando ai trattori. La protesta, l'ultima, l'abbiamo raccontata 2 giorni fa a Treviso. Prima c'è la cronaca, però. La cronaca ci porta a Cortina d'Ampezzo. Se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Minacce di morte recapitate con una lettera anonima al sindaco di Cortina, Lorenzi. L'ho presa non bene, nel senso che queste cose lasciano molto, amaro in bocca, soprattutto per questa cattiveria che si esterna con queste minacce che secondo me non hanno senso. Se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Chi contesta la realizzazione dello sliding center olimpico a Cortina alza il tiro e il clima si fa inquietante. Minacce di morte al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi sono contenute in una lettera scritta a mano arrivata negli uffici di Corso Italia mercoledì scorso. È arrivata 2 giorni fa, comunque io rimango determinato su quello che è il mio lavoro, conscio di fare il meglio di questo paese e quindi vanno avanti, ecco. Lorenzi, superato lo shock iniziale, si è immediatamente rivolto al commissariato di polizia Ampezzano e da lì è partita la segnalazione alla procura di Belluno che aprirà un fascicolo per ora contro ignoti per l'ipotesi di reato di minaccia. Ci saranno tutte le indagini che adesso sono in mano alla procura e speriamo che arrivino quanto prima a capire chi sono o chi è quello che l'ha fatta, in maniera tale che possa poi subire quello che è giusto che la legge poi definirà, Al momento non risulta che siano state prese misure di protezione nei confronti del primo cittadino di Cortina, anche se è ipotizzabile che per Lorenzi possa essere disposta una sorveglianza discreta non solo in municipio ma anche nella zona in cui il sindaco vive. È curioso che il capro espiatorio della costruzione dello sliding center sia stato individuato nel primo cittadino che pure nei giorni scorsi è intervenuto per placare i toni delle proteste degli ambientalisti. Nelle scorse settimane sul tavolo della procura di Belluno sono arrivati gli esposti delle più note associazioni ambientaliste e anche di esponenti della politica, mentre crescono le accuse contro il governo, la regione e Simico. Lo avessero fatto anche qualcun altro, non è condivisibile un'azione del genere, ognuno stia facendo il suo dovere per portare a termine un progetto olimpico che ridisegnerà il futuro di Cortina e quindi di conseguenza è proprio il principio che è totalmente sbagliato. In queste ore stanno arrivando ovviamente messaggi di solidarietà per Lorenzi. Luca Zaia parla di un fatto inaccettabile. Il senatore Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia regionale bellunese, sindaco di Calalzo, che parla di un atto vigliacco. È arrivata la solidarietà anche dell'onorevole Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Hanno posizioni evidentemente diverse. Alleanza Verdi e Sinistra sono contrarie alla pista da bob, ma il comunicato dice apertamente: noi siamo con il sindaco, massima solidarietà per queste minacce. Adesso andiamo a Bovolenta per tornare a parlare dell'omicidio di Sara Buratin. Ieri la nostra Chiara Gaiani, che vedo in collegamento, ci ha raccontato proprio il ritrovamento del corpo del suo assassino, l'ex compagno Alberto Pittarello. Chiara. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Ciubotto siamo in Viale Italia, davanti alla casa dove si era trasferita da 2 settimane Sara Buratin dopo aver lasciato l'ex compagno Alberto Pittarello. Lo ricordavi, ieri appunto è stato recuperato il corpo di Alberto Pittarello, nonostante il Bacchiglione in queste ore stia trapassando proprio su Bovolenta l'ondata di piena. Sul corpo di Sara Buratin una notizia che i carabinieri hanno confermato proprio pochi minuti fa: sarà eseguita nel pomeriggio l'autopsia. Nel frattempo si sta cercando di ricostruire che cosa sia accaduto. Di sicuro Alberto Pittarello è arrivato qui poco dopo le 10 di martedì mattina. Pochi minuti prima pare avesse mandato un messaggio WhatsApp al suo migliore amico, scrivendogli un semplicissimo "come stai?". L'amico era al lavoro, forse davvero l'estremo tentativo di una richiesta di aiuto
aiuto all'interno di una mente che era sconvolta dal fatto che la donna con cui aveva condiviso attimi di vita così tanto importanti da circa 2 settimane avesse deciso di lasciarlo. Poi all'interno della Capanna avete visto le immagini di Federico Cibotto, qui si è consumata una vera tragedia, almeno 20 le coltellate, tra l'altro all'inizio Sara era addirittura di schiena, che sarebbero state inferte sul suo corpo. Ma allora vediamo come si è svolta la giornata di ieri, che ha messo una sorta di prima parola conclusiva, ha chiuso una sorta di cerchio con il ritrovamento del corpo di Alberto Pittarello e il suo recupero dalle acque del Bacchiglione. Allora sentiamo il servizio. Lo hanno portato a riva una manciata di minuti, poco dopo le 16 di ieri. Alle 13.30, la piena del Bacchiglione in leggera diminuzione, i vigili del fuoco sono tornati in acqua, legati a quello che chiamano il tubo di Arianna, riuscendo ad agganciare il furgone e individuando il corpo di Alberto Pittarello, il 39enne ex compagno di Sara Burattin, seduto all'interno nel mezzo, ribaltato, agganciato con le cinture di sicurezza e i finestrini aperti. Un recupero difficile, circa 5 metri di profondità, con una visibilità inferiore ai 20 centimetri. Un'operazione necessaria che mette quasi una parola fine alla terribile morte di Sara Burattin, ricostruendo i tasselli degli ultimi attimi di vita di quella che fino a pochi giorni fa era considerata una coppia felice. Sono le 10 del mattino di martedì quando Alberto incontra l'ex compagna nel capanno degli attrezzi dell'abitazione della mamma di lei, dove la donna si è trasferita da 15 giorni, lasciando l'uomo. Qui Sara viene aggredita alle spalle, colpita con un coltello d'escursionismo, con una violenza brutale. Una ventina di fendenti che la raggiungono dapprima al collo e alla nuca. Alberto Pittarello lascia Sara Burattin, la mamma di sua figlia, senza vita. Sale sul furgone che viene registrato dalle telecamere e, percorsi pochi chilometri, si lancia nel Bacchiglione all'altezza di Camolin, dopo aver abbandonato il cellulare. Recuperato il corpo senza vita di Alberto Pittarello, il furgone per ora resta nel letto del fiume. Il mezzo ancora nell'alveo del fiume verrà riportato in superficie appena le condizioni, diciamo, del fiume stesso lo consentiranno. Come notate siamo sulla coda della piena e quindi la pericolosità è enorme. Ad assistere alle operazioni di recupero dei vigili del fuoco tanti cittadini affranti, provati, increduli, come la sindaca Anna Pittarello, provata come tutta la sua comunità. Siamo vicini alle famiglie, 2 famiglie distrutte, ma dobbiamo pensare anche alla ragazza di 14 anni che è senza genitori. Basta, non posso aggiungere altro. Non mi sento di aggiungere altro. Ecco, avete sentito le parole del sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello, che sono le parole di tutta comunità, una comunità che si è fatta vicina alla famiglia di Sara Burattin. Guardate, ve le facciamo rivedere, ci sono fiori, ci sono messaggi, ci sono anche dei pupazzi davanti alla casa di Sara Burattin, dove viveva con la mamma. Questa casa in questo momento è vuota perché la mamma e la figlia di Sara si sono trasferite da una sorella. Il ritrovamento del corpo di Alberto Pittarello potrebbe mettere una parola fine anche giudiziaria. È probabile infatti che si vada verso l'archiviazione del fascicolo aperto dal PM Sergio Dini con l'accusa dell'omicidio di Sara Burattin proprio per la morte del reo. Una comunità che è scossa non solo a Bovolenta. Ricordiamo come tutto il Veneto, in realtà tutta Italia, sia stata sconvolta dall'omicidio di Giulia Cecchettin, dal femminicidio, uccisa dall'ex fidanzato. Un movimento di giovani donne, non solo, che si sta facendo sentire, continua a farsi sentire, si è fatto sentire anche ieri sera, dove in 1500 sono tornati e tornate sulle strade di Padova per dire no al femminicidio. Allora io vi lascio al servizio da Bovolenta, restituisco la linea ringraziando Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Manifestazione tra le vie di Padova dopo il femminicidio di Sara Burattin. In 1500 sono scesi in piazza al grido "Ci vogliamo vive e libere". Dietro ad un grande striscione che recitava "Basta femminicidi", sono partite dal portello per arrivare ai piedi della Gran Guardia in Piazza dei Signori.
Con fischietti, tamburi e chiavi, le manifestanti sono tornate a far rumore come era successo per il caso di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Proprio la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, aveva rilanciato la manifestazione organizzata dal collettivo Squirt e dalle donne in nero con un post sui social network. Una camminata rumorosa per ricordare Sara, uccisa martedì scorso dall'ex compagno Alberto Pittarello, poi suicidatosi, gettandosi nel fiume Bacchiglione con il suo furgone, e Maria Battista Ferreira, uccisa in provincia di Lucca dal marito. Il prossimo 8 marzo le attiviste torneranno a scendere in piazza in occasione della Festa della Donna. E poi una tragedia sfiorata a Monselice, questa piaga della violenza sulle donne che continua. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito l'ex moglie. L'ha seguita, raggiunta e ha iniziato a picchiarla selvaggiamente. Tragedia sfiorata alla stazione dei treni di Monselice, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. Qui il 38enne aveva seguito l'ex moglie 20enne che, dopo essere stata violentemente malmenata, i segni erano già ben visibili sul volto, era riuscita a chiamare il 112 chiedendo l'aiuto dei carabinieri. Divorziati, l'uomo non accettava la separazione ed era già stato denunciato più volte dalla giovane donna, che si era separata a causa dei continui maltrattamenti e nonostante tutto veniva seguita in modo ossessivo dall'ex. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato il 38enne, che è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato. Il maltempo, andiamo da Luisa Bertini perché il COC è ancora aperto a Vicenza, intanto si contano i danni. Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in un'azienda agricola che è finita sott'acqua proprio nel pomeriggio dell'altro ieri. Siamo in strada Carpaneda, la titolare Chiara Centofanti che adesso ci racconta un po' qual è stata la loro esperienza. Intanto qui vediamo i sacchi posizionati preventivamente perché ancora qui a Vicenza si guarda il cielo perché sta ancora piovendo. Ma ci racconti di cos'è successo l'altro ieri? Ma sostanzialmente io sono arrivata in azienda circa metà mattina perché prima stavo facendo il giro di consegne alle mie clienti e quando sono arrivata all'incrocio della strada e la strada era chiusa e ho visto che era tutto allagato. Avevo già visto in un video su Instagram la situazione a distanza e niente, quindi sono corsa qui e... Dove arrivava l'acqua? L'acqua arrivava alle ginocchia, quindi poi sono stata 4 ore, devo dire, con le gambe in acqua perché poco dopo mi sono resa conto che avevo il pollaio, io ho un piccolo allevamento. Ecco, il pollaio tra l'altro lo vediamo, è là in fondo, adesso è tutto ovviamente completamente svuotato. Avete salvato alcune galline, per altre? Sì, altre sono annegate purtroppo perché appunto l'acqua era molto alta. Quindi oltre l'impatto sui danni c'è anche l'impatto emotivo. Chiaro, quello personale, diciamo, un po' di vedere i tuoi animali che si sono annegati, è un grande dispiacere. Adesso qui state risistemando, praticamente sì, avete svuotato tutto quello che c'era dentro. Oggi perché ieri abbiamo subito reagito e siamo comunque andati a fare il mercato dalle nostre clienti perché avevamo comunque tutti i prodotti raccolti e pronti e abbiamo preferito reagire come tipicamente facciamo sempre perché siamo abituati a avere queste sfide della natura con cui combattere. Infatti lei prima mi diceva una cosa molto interessante, mi diceva noi siamo abituati ad avere a che fare con la natura, quindi ci rimbocchiamo le maniche e reagiamo subito. Esatto, perché di intemperie, di animali, di avversità le viviamo tutti i giorni praticamente, poi insomma col clima che cambia, tante cose, siamo assolutamente abituati ad avere sempre danni. E poi a proposito di animali, qua proprio al di là del suo terreno vedo delle arnie. Esatto, delle arnie di un apicoltore, si sono per fortuna salvate qui, l'acqua ha lambito proprio le casse, però per fortuna non è successo niente. E la conta dei danni avete iniziato a farla? No, non abbiamo ancora iniziato, vedremo nei prossimi giorni. In realtà il danno alle colture si capirà più avanti perché per ora le piante stanno bene, bisogna vedere come reagiranno al ristagno idrico.
Intanto io ringrazio la nostra ospite, appunto occhi puntati al cielo perché qui sta continuando a piovere intensamente e io intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, grazie alla tua ospite. Allora il maltempo anche nel Padovano sta scendendo il livello del Bacchiglione, anche se oggi le scuole sono rimaste chiuse a Bovolenta e anche qui la preoccupazione va alla prosegue della giornata. Gli occhi sono tutti puntati al cielo. È prevista in queste ore infatti la ripresa delle precipitazioni con terreni già saturi per le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Nel frattempo sta scendendo il livello di tutti i corsi d'acqua. La piena del Bacchiglione sta lasciando la provincia di Padova. A Bovolenta le scuole sono ancora chiuse, ma il fiume si sta ritirando dalle aree golenali dove per precauzione sono state sfollate alcune famiglie. Nella bassa padovana non hanno mai destato particolari preoccupazioni i livelli del Frassine e del Fratta Gorzone, che si sono limitati ad allagare il piano campagna. Alcune situazioni di difficoltà persistono sui colli Euganei, dove una frana si è verificata lungo la strada provinciale 77 tra Teolo e Rovolonna. Lungo l'asse del Bacchiglione l'allerta resta rossa. Le precipitazioni previste per le prossime ore dovrebbero avere un'intensità minore rispetto a quelle di giorni scorsi, ma la situazione va monitorata di ora in ora. A Treviso adesso con Cristian Arboit abbiamo raccontato in questi giorni dell'ennesima tensione e l'insicurezza al PAM, peraltro anche un episodio ieri sera, poi c'è stata questa lettera di fuoco dei vertici di PAM al sindaco, la sua replica e il sindaco che ha detto facciamo un vertice in prefettura. È un vertice in prefettura che si è concluso da poco. Cristian Arboit è proprio con il sindaco Mario Conte. Comunitario che spiega. Sì Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Si è concluso da pochissimo questo vertice con i manager del PAM che sono usciti bocche cuciti, anche particolarmente scuri in volto, dobbiamo dire non sono stati particolarmente disponibili con noi giornalisti. Sullo sfondo c'è quel comunicato particolarmente belligerante che era stato formulato contro il comune, contro il sindaco, accusati di fatto di fare poco sul fronte della sicurezza. Sindaco, è finita questa riunione, com'è andata? Ma è andata molto bene, è stato un bel momento di confronto dove i dirigenti del PAM Panorama sono stati portati sul tavolo della sicurezza, dove si affrontano i temi legati alla sicurezza cittadina con i referenti per la sicurezza, quindi il prefetto e il questore. Loro hanno evidenziato una serie di criticità, il prefetto ha evidenziato tutte le iniziative che le forze dell'ordine e la polizia locale stanno sostenendo, gli investimenti che verranno fatti nel quadrante, dalla riqualificazione della Camera di Commercio all'imminente progetto di rilancio dei giardinetti di Sant'Andrea, alla continua installazione di videocamere di sorveglianza, e quindi insomma sono stati un po' sovrapposti i numeri per uscire poi alla fine con una chiave di lettura comunque costruttiva, dove a fronte dei problemi metteremo in campo ancora più impegno per garantire sicurezza ai lavoratori, sicurezza ai clienti e anche la possibilità per tutti quanti di ristabilire la serenità. Ecco, possiamo dire che è stata riscontrata una tendenza da parte dei vertici del PAM di denunciare poco, cioè gli episodi ci sono ma non vengono segnalati, denunciati, formalizzati agli organi di polizia. Questo è un problema e forse da qui lo scollamento tra sicurezza reale e percepita. No, è importante, ma non soltanto per il PAM, per tutti i cittadini, denunciare gli episodi di illegalità e i reati, perché diventano poi strumenti nelle mani delle forze dell'ordine per poter intervenire. Ci sono stati comunicati circa 18 denunce in un anno, che sono un numero importante ma che non evidenzia una criticità così grande. Loro hanno giustificato il fatto che in molti casi non vengono denunciati, da qui l'appello a denunciare, perché attraverso la denuncia si possono poi ottenere dei provvedimenti anche più severi nei confronti dei protagonisti, perché diversamente il rischio di impunità e quindi il ripetersi di questi episodi è molto probabile. Diciamo che se tutti vi aiutassero, compresi i vertici del PAM, nel denunciare, nel segnalare, voi stessi anche come comune, lei in primis come sindaco, avrebbe più possibilità per addivenire, arrivare all'adozione di DASPO urbani.
Ma dico che se un giovane ragazzo pizzicato nel rubare all'interno del supermercato viene poi denunciato, al genitore arriva una denuncia formale. Se invece arriva un richiamo, una pacca sulla spalla da parte delle forze dell'ordine piuttosto che del sindaco, è certamente qualcosa di importante, ma non ha lo stesso impatto anche nei confronti dei genitori, che sono i primi responsabili dei figli. Quindi l'appello è quello sempre di denunciare. Capiamo che sporgere denuncia significa una perdita di tempo, significa sottrarre risorse lavorative al supermercato. È altrettanto vero che se vogliamo risolvere la situazione dobbiamo agire con gli strumenti che abbiamo a disposizione, e uno è certamente quello di denunciare. Ecco, e quindi per i soliti noti, diciamo così, per i balordi che magari girano in quel quadrante, anche per voi di fronte a una denuncia è più facile arrivare a un DASPO? I DASPO urbani noi li possiamo chiedere a fronte di comportamenti che non siano in linea con le norme. Diversamente noi non possiamo impedire a una persona di transitare o ai ragazzi di sedersi, quindi dobbiamo tutti quanti aiutarci, perché l'obiettivo è quello di risolvere questa situazione per il bene dei lavoratori, per il bene dei nostri cittadini e dei clienti. Lo possiamo fare con degli strumenti che a volte possono essere anche discutibili, perché la famosa certezza della pena non dipende né dal sindaco né dal prefetto né dalle forze dell'ordine né dal direttore del PAM. È altrettanto vero che se rinunciamo a utilizzare anche gli strumenti che abbiamo a disposizione ci arrendiamo di fronte a una partita che in realtà vogliamo vincere. Senta, ha detto ai dirigenti del PAM, c'era il direttore vendite, il direttore dell'area, insomma c'erano i massimi esponenti del supermercato, che ci è rimasto un po' male di quel comunicato, perché è un comunicato assolutamente inedito, un supermercato che se la prende con un sindaco, non si è mai visto in nessuna città. No, soprattutto è il tema delle responsabilità in materia di sicurezza, che certamente mi vuol vedere protagonista. È altrettanto vero che quando si parla di sicurezza i responsabili eventualmente sono il prefetto e il questore, però al di là di questo, che non è un problema, il carico di responsabilità ci mancherebbe, me ne faccio ben carico, però io credo che attraverso il dialogo che c'è stato e che continua ad esserci, perché oggi ci siamo anche chiariti, si possono trovare delle soluzioni. Non è attraverso attacchi o scarichi di responsabilità che si possono risolvere le questioni. Io sono sempre per il dialogo, lo sono sempre stato disponibile con il PAM, così come con tutte le persone che hanno riscontrato dei problemi in città, e continuerò a essere dialogante, ci mancherebbe. Ovvio che un attacco così violento e anche un po' impreciso nei concetti ci sono rimasto un po' male, però insomma poi i chiarimenti servono proprio per superare queste fasi. Deposta lascia di guerra. Sì, assolutamente, anzi devo dire, guardate che al di là del comunicato, PAM ha sempre dimostrato grande sensibilità nei confronti della città e anche della sicurezza, tant'è che parte degli investimenti di cui oggi possiamo usufruire in termini di sicurezza, quindi il rifacimento dell'illuminazione, il rifacimento del punto vendita e l'installazione delle telecamere, ci sta aiutando molto. Grazie Sindaco Mario Conte. Nicola, con Nicoletta Rizzetto da Casuana ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboiti, Nicoletta Rizzetto, grazie ovviamente anche al Sindaco Mario Conte. Poi c'è la piaga anche della violenza all'interno dei mezzi pubblici, MOM in particolare, quei cori stupro che hanno fatto scalpore. Noi siamo stati ieri con Edi Kaliman proprio alla stazione, all'autostazione di Pieve di Soligo, dove il clima è questo. Fa schifo e basta. C'è poco da dire, è una cosa che non va fatta, lo sappiamo tutti. Vedo molti ragazzi che girano, che comunque mi inquieta, soprattutto perché sono una ragazza giovane, quindi girare da sola per le corriere, soprattutto la sera, mi mette un po' di paura, sì. Cellulare a portata di mano, borsa o zaino ben stretti nelle spalle. Estraneità ai fatti, ma anche condanna del gesto. È questo che i ragazzi, prevalentemente ragazze, che salgono e scendono dagli autobus MOM nella tratta Conegliano-Pieve di Soligo, dicono all'indomani della notizia del branco di 30 ragazzi che hanno inneggiato allo stupro. Linea alla 132 particolarmente attenzionata, che fa parte di quelle a cui MOM ha messo a disposizione vigilante, sale fermate e le amministrazioni agenti della polizia locale anche all'interno
dei mezzi proprio per sorvegliare le scorribande e arginare gli episodi di violenza che si verificano sempre più spesso. Sono contrastanti le opinioni e la percezione della situazione tra i giovani. Sono alcuni ragazzi che fanno un po' di casino, ma non tantissimi, ci stiamo lontani di solito e basta. Non va bene quello che hanno fatto, che non deve più capitare. Ti senti al sicuro viaggiare da sola negli autobus? No, certe volte no. Come mai? Proprio per questi episodi. È sbagliato e che bisogna essere più educati questa gioventù. Non c'è mai gente brutta qua, brutta così. Noi qua. Sì, siamo noi qua. Ragazzini. Siamo tranquilli, nessuno ci viene a rompere i coglioni, non rompiamo i coglioni a nessuno. Situazione non nuova all'interno dei bus, a vincere tra i passeggeri è la rassegnazione. Molto spesso dei ragazzi, soprattutto giovani, 16 anni per lo più, minacciano autisti della MOM, ma io penso che sia dovuto al fatto che o magari vogliono prendere il controllo della situazione. Sono 5 anni che succedono questi casini in questa zona, a Conegliano ancora peggio, al Biscione, quindi sì, ci si fa l'abitudine dopo un po'. E si cerca di stare il più attenti possibile, che non succeda a te. C'è un po' di rassegnazione. Sì, assolutamente. E poi la caccia ai vandali, a quanto pare giovanissimi che hanno abbattuto per la terza volta in 10 giorni il Velox a Codogné. Lei a che ora ha sentito? Ma la prima volta era alle 11 verso le 11:30, la seconda volta era verso l'1. Più o meno i rumori che si sentono, no? Lei ha sentito dei colpi? Dei colpi. Colpi sordi nella notte. Il velobox di Rover Basso è stato preso a calci fino ad essere sradicato. Questa è la foto, come vedete, che testimonia come sia stato completamente spostato dalla base. Questa è la terza volta in meno di 10 giorni che viene vandalizzato, preso di mira da ragazzini ma anche da automobilisti. Vedo tante volte la gente che si ferma e muove, prova a vedere cosa è dentro, se è dentro telecamera, capito? Ed oggi gli operai erano già a lavoro per rimetterlo a posto. Cerchiamo di fissarlo in maniera più solida, visto che gli atti vandalici sono sempre più frequenti, sperando nella riuscita del caso. Quindi di fatto è un messaggio anche per i vandali, non demordiamo, anche noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti, siamo presenti e sempre più tenaci. Purtroppo c'è sempre qualcuno che ci dà, lavoro da fare, ma su queste cose dovrebbero avere un po' di buon senso, insomma. Questo servirebbe un po' più di buon senso. Sì, speriamo che magari la smettano di continuare a fare queste cose e che si mettano una mano sulla coscienza, insomma. Serve come deterrente per disincentivare gli automobilisti a correre, soprattutto in prossimità dei centri abitati, ma evidentemente qualcuno non capisce che sta giocando con la sicurezza di tutti. Amareggiata la sindaca Lisa Tommasella, è una strada questa dritta che invita a correre. Questo è un rettilineo dove le velocità sono molto elevate, siamo però in procinto di una zona abitata, ci sono famiglie e bambini, quindi l'autovelox era un segnale per dire ricordati che sei alla guida e che ci sono altre persone rispetto al codice della strada. Ed ora è caccia ai vandali, probabilmente ragazzi della zona. Ovviamente stiamo cercando il colpevole o i colpevoli di questo gesto, ma semplicemente per far capire loro la gravità di quello che stanno facendo, che non è tanto in sé il dare un calcio a un bussolotto che è vuoto, ma quanto una dimostranza verso quello che invece deve essere il rispetto delle regole. Ogni gesto ha una conseguenza, spiega la sindaca. Ora saranno passate al settaccio le telecamere di videosorveglianza per dare un nome ed un volto ai responsabili del gesto. L'appello è quello di non continuare con questo gesto, perché al di là di questi 5 minuti di gloria non è un gesto degno d'onore, è un gesto che manifesta la mancanza del rispetto delle regole. Ancora il tema sicurezza, torniamo a Mestre, la nostra Anna Maria Parisi ieri, lo vedremo fra poco, ci ha raccontato di un arresto in diretta e sempre in Corso del Popolo. Adesso si trova con il commerciante, il negoziante, lo ricorderete, è stato accoltellato qualche sera fa, lo raccontiamo proprio in diretta, proprio in Corso del Popolo. Anna Maria.
Eccoci, siamo in compagnia dell'imprenditore di nazionalità bengalese accoltellato lunedì scorso nel suo locale. Siamo seduti proprio perché le ferite gli impediscono di camminare normalmente. Siamo in compagnia di Abul Kazan, 40 anni. Buongiorno Abul, come sta intanto? Buongiorno, sì, grazie, adesso un po' meglio. Vediamo una vistosa medicazione alla sua testa che insomma la cinge tutto attorno. Quindi l'ha accoltellato dove il suo cliente? L'ha accoltellata dove il suo cliente? Alla testa e dopo? Testa, e anche già fatto 2 o 3 volte così, ho preso con piedi un po'. La gamba? Gamba, sì. E la caviglia mi diceva? No, caviglia no, gamba e con proprio piedi qua. Ha già preso ferito ancora uno dipendente, il mio cugino, e lui prima era coltellato con mano. Quindi il cliente ha coltellato sia il suo cugino che un altro dipendente. Lei è intervenuto in loro difesa, è corretto? Sì, corretto. E, quando ho visto che ho cominciato di così, quindi volevo difendere con loro, è arrivato proprio davanti, ho detto non fai casino, vai fuori. Però lui lo stesso ha arrabbiato troppo e anche coltellato da me, ha rotto la mia vetro, proprio, la vetrina? Sì, proprio di porta, tutto rotto, con pugno, con gamba, con coltello, tutti e 3, e dopo è scappato. È scappato, però sembra, Nicola, c'è un aggiornamento dal punto di vista delle indagini, che la polizia sia sulle sue tracce. Sembra si tratti infatti di un residente nella città metropolitana di Venezia e trattarsi a Campalto. Sì. Lui, ho sentito da amici, lui abita a Campalto, non lo so che lavoro fa, però io mai visto, prima era. La prima volta ho visto il mio locale, è arrivato, però non che creatore di calma, perché lui ha tirato il coltello proprio su mano, giacca, dentro di giacca. Lo portava con sé il coltello, quindi? Sì, quindi lui non che ha fatto di succedere qualcosa, no, lui proprio ha fatto così perché prima forse lui è abituato. Beh, certamente una persona che gira armata con un coltello di una lama di 20 centimetri. 20 centimetri di lama, fortissimo proprio. Questa no che una normale persona lascia con lui. Certamente. Ecco, quindi si tratta di un ragazzo o un uomo, adesso l'età non la sappiamo, sembra tra i 30 e i 40 anni, dell'est Europa. 32, magari forse su Facebook ho trovato, ho visto che 92 è nato, quindi forse... Ha fatto lo Sherlock Holmes anche? Sì, certo, perché mi conoscenza siete qua tanti. Io sono 17 anni, abito in Mestre, quindi miei paesani e anche altri paesani io non ho fatto con nessuno con di male, quindi mia conoscenza è buona. Quindi tanti amici, altri paesani, che Kosovo e altri paesi, loro ha detto tutto. Lui dove abita, cosa fa. Quindi è riuscito a identificare il suo aggressore anche grazie a tutto il giro delle amicizie che possiede naturalmente qui da 17 anni, conosce tanta gente anche per via della sua attività imprenditoriale. Quanti locali ha lei, Abul? Al momento se l'ha 4, quindi proprio in piedi 4, Venezia se 2, Mestre se 2. Ecco, devo dire che devo aggiungere da un punto di vista della cronaca, Nicola, che proprio ieri, dopo i fatti di cronaca dell'accoltellamento di Abul, ieri nell'operazione Alto Impatto, un'operazione interforze che vede il controllo del territorio da parte degli agenti della Questura di Venezia con gli uomini della Polizia Locale di Venezia, sono state fermate, identificate 200 persone, 35 delle quali già con precedenti, tra cui anche 2 persone espulse, tra queste anche degli spacciatori, tra cui il tunisino che abbiamo identificato ieri nel corso del servizio che abbiamo mostrato poi ieri sera nella diretta di ieri mattina. Ecco, c'è da dire un'altra cosa, Abul, volevi aggiungere qualcos'altro? Abbiamo visto anche ieri come uno dei tuoi connazionali, Ali, che possiede un bar in Corso del Popolo, vuole dare vita ad una marcia per la sicurezza in città. Tu prenderai parte a questa marcia?
Sì, certo, e anche lì lo stesso problema di così, perché prima era se via Fiove, così tutti gli spazzatori, tutti i drogati pieno, adesso è spostato, è arrivato di Corso del Popolo, via Gaspari, Gozzi, questa zona. Quindi lo stesso assicurazione è problema di Ali e me, anche parte di tutti. Ali ieri ci diceva che lui da uomo ha paura ad aprire la sua attività, infatti ha posticipato l'apertura mattutina dalle 5:30 alle 6:40 del mattino. E tu, che sono tanti anni che vivi qui, hai tante conoscenze, anche tu da uomo hai paura ad aprire la tua attività, visto la malvivenza, la criminalità che c'è qui a Mestre? No? Sì, vero, così. Anche è importante paura mio ragazzi di più, perché io non vado sempre di là locale apertura va a miei ragazzi quando anche loro paura. Loro dice non si può aprire mattinata e non anche sera, perché tutti i spazzatori, tutti i drogati gira più di volte questa zona. Loro lavora e vende droga e qualsiasi cosa non si può dire. Tu li vedi nel tuo locale questi spacciatori? Riesci a capire chi sono? O comunque li vedi che vendono droga? Sì, vedo. Proprio fuori cammina in strada, vende loro droga. Quindi io ho visto tante volte. Ecco, questa è la fotografia scattata direttamente da chi ha un'attività e purtroppo ha avuto a che fare con queste criminali. Da Mestre è tutto, linea a te. Grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie ovviamente al commerciante, all'imprenditore, insomma, che ha passato davvero una brutta esperienza. Lo raccontava prima proprio Anna Maria Parisi, tra le persone controllate e poi espulse c'è anche quella persona che abbiamo immortalato, le nostre telecamere hanno immortalato proprio ieri in diretta un inseguimento in Corso del Popolo. Inseguimento delle forze dell'ordine nei confronti di un tunisino nemmeno trentenne sfuggito poco prima ai controlli in zona stazione, conferma in diretta oggi all'ora di pranzo a Mestre. Il fatto in Corso del Popolo, incrocio con via Torino. Sono le 12:40, le nostre telecamere sono lì, accese, obiettivo aperto sugli ultimi fatti di cronaca e delinquenza, tra spaccio, aggressioni e furti, quando inaspettate ci raggiungono prima le furiose grida con imprecazioni del tunisino, di nero vestito che attraversa la strada, eccolo, ora cammina, in apparenza tranquillo. Fulmineo l'arrivo degli agenti delle volanti del commissariato di Mestre, l'hanno visto, a circondarlo sotto i portici dell'hotel, anche con i poliziotti della seconda volante giunta dalla direzione opposta, ben 5 agenti. Gli chiedono il motivo della sua fuga dal posto di blocco precedente, scatta la perquisizione. Nemmeno 2 minuti dopo sul posto in supporto pure un'auto della polizia locale di Venezia. Il suono delle sirene ne precede l'arrivo. Tutto attorno, tra la curiosità, la paura e la bramosia di sapere cosa stia accadendo, si formano capannelli di gente. Ferma, osserva, guarda attonita e sorpresa, cerca di capire cosa stia accadendo in questa zona della città assediata da sbandati e criminali. Tra il plauso di quanti si dicono soddisfatti dell'immediato intervento delle forze dell'ordine. Poco prima questo imprenditore, proprietario dell'hotel Ambasciatori, stanco dell'insicurezza della zona, dopo che l'altra sera alle 21 una donna aveva chiesto riparo e aiuto presso la reception del suo albergo, aveva lanciato questo appello a sindaco e prefetto. Noi siamo abituati ormai a vivere in un quartiere multietnico. Se però la sicurezza viene messa a rischio, evidentemente c'è un problema. Quindi io quello che chiedo è, oltre a dei blitz che sicuramente servono e sono significativi e portano alla ribalta un fenomeno, un problema che esiste, è avere dei presidi fissi di forze armate, dell'esercito, della polizia o dei carabinieri che servono da deterrenza, ma che diano anche al cittadino o al turista la possibilità di sentirsi sicuro quando esce. Nel frattempo il tunisino fermato è stato successivamente accompagnato in ospedale a Mestre per capire se avesse ingerito ovuli di stupefacente o se ne subisse l'effetto o fosse semplicemente ubriaco. Pubblicità, poi di nuovo in diretta. In
Veneto ci sono 348.000 ultra 65 anni non autosufficienti, circa 34.000 sono nelle case di riposo, ma gli altri? Circa 80.000 sono seguiti a casa dalle assistenti familiari badanti. Questi 80.000, il 60% sono fuori regola, 40% sono in regola. Tutto il resto vuol dire circa 210.000 persone, che non sono pochissime, sono assistite a casa, sono a casa. Potrebbero essere non assistite, nel senso che sono anziani soli, ma la maggioranza sono assistiti da parenti, dai cosiddetti caregiver. Numeri preoccupanti e destinati a peggiorare, come evidenziano i sindacati dei pensionati, impegnati in una battaglia unitaria che punta a un cambiamento di rotta da parte della Regione per evitare la tempesta perfetta nell'ambito della non autosufficienza, che si fa sempre più critico con l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle malattie croniche. Le rette sono in continuo aumento, c'è carenza di posti letto e liste d'attesa sempre più lunghe. La ricerca realizzata da SPI, FNP e WILP Veneto ha monitorato i costi delle rette di 216 centri servizi pubblici e privati su 286 presenti in regione. Di fatto adesso abbiamo una prevalenza di anziani gravi che entrano in casa di riposo. Questo elemento è un po' in contraddizione con l'impostazione della delibera che rivede gli standard e mi chiedo come i centri servizi possano soddisfare questa necessità di garanzia del servizio. Le famiglie non sono più in grado di sostenere il costo delle case di riposo. Tenete conto che in casa di riposo si arriva quando si ha già una non autosufficienza molto grave, quando i familiari sono in grosse difficoltà. Molto spesso non c'è nemmeno la rete familiare, per cui quella diventa l'unica soluzione. Senza il contributo regionale, l'impegnativa di residenzialità sarebbe impossibile affrontare i costi della struttura. La richiesta che noi facciamo però non è quella di continuare a lavorare in questo modo. Noi abbiamo bisogno di partecipare ai tavoli sulla non autosufficienza. Sono temi importantissimi, noi rappresentiamo gran parte delle persone anziane di questo territorio e dei non autosufficienti, delle famiglie e di gran parte della popolazione. Quindi insomma per noi è fondamentale riuscire a parlare di questi temi in un tavolo. Allora, ripartiamo dalla sanità. Buongiorno e ben ritrovato al senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buon inizio, che arriva la primavera, speriamo che porti qualcosa di nuovo, però c'è una fotografia della sanità che riguarda i pensionati, riguarda le persone non autosufficienti, che è sempre più inquietante. Direi proprio di sì, questi sono i problemi veri di cui dovremmo occuparci anche in Veneto, di cui la Regione dovrebbe occuparsi, e cioè come erogare ai cittadini, cominciare dai più anziani o da quelli che sono affetti da patologie, una sanità gratuita, una sanità più veloce nelle sue prestazioni, e una sanità capace di farsi carico anche dell'assistenza, cioè della cura delle persone che invecchiando hanno bisogno di attenzione, di cura e di percorsi di sostegno. Il tema è che non basta l'eccellenza spesso sbandierata, che esiste, ma non è solo quella la sanità. Ma io penso che sia esattamente questo il problema. La sanità del Veneto è una sanità molto buona per chi riesce a accedere alle cure. E purtroppo il dato qual è? Che ci sono ancora migliaia e migliaia di cittadini che non riescono ad accedere a queste cure e che per farlo hanno bisogno di rivolgersi al privato e quindi di pagare e quindi magari anche di indebitarsi per potersi curare, o peggio che devono rinunciare alle cure. Ecco, una sanità è eccellente quando è universale, quando garantisce a tutti la possibilità di essere curati e non solamente a chi può pagare. Questo tema riguarda anche, diciamo, la capacità di una società di essere davvero vicina ai cittadini. Quindi io credo che dovremmo fare in modo che la nostra sanità, quella del Veneto, che è pure molto buona, abbia questa svolta di maggiore attenzione ai cittadini e di maggiore
garanzia di intervento pubblico, non solamente delegato ai privati. Un altro tema riguarda l'ambiente e noi abbiamo visto in questi giorni quello che è successo ovviamente a Vicenza, soprattutto a Vicenza nel Padovano. C'è stato meno disastro ovviamente degli anni scorsi anche per i bacini di eliminazione, ovviamente, però il tema è un altro, è un tema che viene portato avanti da tempo, e cioè quello della cementificazione, perché poi si arriva a questi risultati quando la regione, quando c'è un territorio che è cementificato oltre il necessario. Questo è un altro tema. Sì, perché il Veneto è una delle regioni con il più alto consumo del suolo. È una delle regioni nelle quali a causa di questo c'è il rischio di un dissesto idrogeologico. E quindi questa situazione ci pone in maggiore difficoltà nell'affrontare eventi atmosferici straordinari. Ora, è vero che i bacini di laminazione sono serviti, è vero che alcune opere programmate sono riuscite a dare danni molto più grandi, e però è necessario che si passi dalla presenza, quando accadono situazioni di questo genere, ad una programmazione vera e propria, per la quale siamo ancora in ritardo. Serve cura del territorio, serve prevenzione, servono interventi di mitigazione, serve fare i conti anche in Veneto con il fatto che ci troviamo in una stagione caratterizzata dai cambiamenti climatici, e questi cambiamenti climatici evidentemente incidono sulla vita delle persone, incidono sulle città, incidono sul territorio, e quindi chi che possono essere negati sbaglia profondamente. Invece vanno affrontati con quelle opere che dicevo prima, insieme ad una consapevolezza culturale con quelle opere di prevenzione del territorio. Lei diceva prima, insomma, sono questi i temi concreti che servono al territorio, però poi c'è anche la politica in senso stretto che sta discutendo da settimane, nonostante il punto fermo messo poi in Parlamento sul terzo mandato. Insomma, la decisione, insomma, la scelta del Partito Democratico è stata chiara, anche se non è mancata la discussione, però ecco, c'è ancora, soprattutto nel centrodestra, la volontà di riproporre questa soluzione del terzo mandato. Ovviamente tutti gli interessi sono in Veneto e non solo. Lei cosa dice? Beh, che intanto in Veneto per Zaia questo non sarebbe il terzo mandato ma il quarto, e mi pare che siamo quindi al di là di ogni confine. Non penso che questa modifica legislativa andrà in porto, perché non la vuole innanzitutto Forza Meloni, l'Italia, non la vuole Forza Italia, e anche per quanto riguarda il Partito Democratico abbiamo detto con certezza che non si possono cambiare le regole con un decreto che si occupa di election day, e che non è possibile fare delle leggi ad personam, ma è necessario avere rispetto del buon funzionamento delle istituzioni. Allora non è un problema di questo o quel governatore, è un problema legato al fatto che al peso dell'elezione diretta, come è nel caso di un sindaco o di un presidente della regione, corrisponda il contrappeso di un limite temporale. Perché un limite temporale? Per evitare un'eccessiva concentrazione dei poteri in un'unica persona e per favorire il ricambio della classe dirigente e quindi l'alternanza, che è ossigeno della democrazia. È davvero paradossale che si discuta in Veneto di questo ormai da mesi, magari diminuendo l'attenzione sulle questioni principali che dovrebbero riguardare i veneti, che sono il lavoro, il costo della vita, la sanità, appunto, di cui prima abbiamo parlato. E invece assistiamo a questo spettacolo avvilente all'interno del centrodestra, per cui si discute di poltrone o di destini personali. Il dibattito all'interno del PD si è chiuso? C'è stato qualche sentore, anche un po' di frizione anche all'interno del Partito Democratico?
Ma giustamente c'è un'aspettativa da parte dei sindaci di poter continuare il lavoro, ma noi abbiamo affrontato questa questione anche in riunione che si è tenuta ieri nei gruppi parlamentari, dicendo che non si cambiano le regole in corsa, come ho detto prima, e che invece siamo disponibili a discutere nell'ambito di una riforma complessiva degli enti locali anche alcuni cambiamenti, non tanto riguardo l'elezione diretta, ma riguardo appunto quel sistema dei contrappesi a cui facevo riferimento, compreso le assemblee elettive. Ma questa cosa non si fa alla vigilia delle elezioni, non si fa in un decreto che si occupa di altro, e noi come Partito Democratico abbiamo deciso che nell'ambito di una riforma degli enti locali, che forse a 30 anni dalla legge 81 è quello che ha portato l'elezione diretta dei sindaci, a 25 anni dalla riforma che portò alla legge per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, è anche opportuno affrontare questa discussione, ma bisogna affrontarla non per una legge ad personam, non per sistemare questo o quello, ma per far funzionare meglio le nostre istituzioni, quindi lo si fa a tempo debito, non in un decreto scadere. Insomma, la tempistica dice lei che è un po' sospetta. Ma la tempistica è, per quanto mi riguarda, anche il merito, cioè, lo ribadisco, io e la maggioranza del PD riteniamo che 10 anni per fare il governatore, nel caso di Zaia sono 15, perché applicò la legge precedentemente. Pensate che la legge nazionale che prevede i 2 mandati è del 2004. Zaia l'ha recepita nello statuto regionale in una legge regionale nel 2012 e ha fatto partire il timer dal 2015, quindi ma in realtà governa eletto direttamente dal 2010, cioè sono già 15 anni. Quindi per quanto mi riguarda e riguarda anche la maggioranza del mio partito, 10 anni sono sufficienti per dispiegare la propria azione. Però discutere del ruolo delle assemblee elettive, di cosa fanno le giunte regionali, cosa fanno i consigli regionali o i consigli comunali, non è solamente un problema di tempistica, è anche un tema giusto da affrontare, ma non sicuramente per cambiare questa legge o per produrre norme che servono a qualcuno. Torniamo ai temi concreti e non alla politica, alla realpolitik. Abbiamo raccontato spesso di situazioni, anche qui in Veneto ci mancherebbe, di tensione nelle scuole. Prof aggrediti è un tema molto molto serio, le baby gang e quant'altro. Restando sul termine scuola, leggiamo di questo emendamento intanto del governo per una soluzione proposta a quelle di super multe addirittura da 5 a 10 mila euro per gli alunni violenti, ma poi un'altra che salta agli occhi, una proposta del ministro Valditara di classi diciamo separate per studenti stranieri che conoscono poco la lingua, per aiutarli diciamo a imparare la lingua, però di fatto separati dagli altri. Voi cosa pensate su questo? Ma io penso che sia veramente una proposta assurda. Davvero c'è da rimanere sorpresi da come queste proposte vengono pensate e poi lanciate sui giornali. E mi pare che abbiano poi lo scopo di dividere il nostro paese, e questo è un fatto veramente molto negativo. Si dividono gli studenti dai poliziotti, si divide il nord dal sud, quelli che stanno meglio con quelli che stanno peggio, e adesso anche questa proposta mi pare che divida il mondo della scuola, divida gli studenti, divida soprattutto ragazzi che vengono da condizioni diverse o da paesi diversi. Non si risponde con la ghettizzazione, si risponde con l'integrazione, semmai aumentando il ruolo dei mediatori all'interno delle scuole per fare in modo che l'integrazione avvenga in termini veloci e garantendo a tutti le opportunità. In fondo noi dobbiamo fare in modo che questi ragazzi si formino, imparino l'italiano,
studino e possano lavorare e integrarsi, e così si costruisce la cittadinanza, non con forme di ghettizzazione. Anche perché il ghetto poi peggiora la situazione, peraltro, immagino. Peggiora la situazione, isola, produce solitudine e magari anche fenomeni del tutto sbagliati che possono andare a incidere nel sistema complessivo della nostra comunità. Invece la scuola, le parrocchie, le famiglie, i mediatori culturali e le istituzioni dovrebbero tendere ad un progetto di vera e propria integrazione, di cui peraltro abbiamo bisogno, ha bisogno anche la nostra società, ha bisogno anche il Veneto. Sono gli imprenditori veneti che per primi chiedono che ci possa essere manodopera e professionalità che venga anche da paesi stranieri. Benissimo, grazie al senatore Andrea Martella, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Pubblicità e poi il nostro spazio dedicato alla sostenibilità e all'ambiente. Andrea Ferrazzi sarà con noi e un graditissimo ospite. A fra poco. Una fila lunga oltre 1 chilometro, quella dei trattori che hanno raggiunto l'uscita di Silea della A27 per la manifestazione organizzata dal locale gruppo spontaneo di agricoltori trevigiani. Un serpentone è partito questa mattina presto da più parti, un gruppo da Resana con una delegazione dal Padovano, un altro da Cornuda con una folta presenza di trattori dal Bellunese, hanno formato in tangenziale a Treviso un'unica colonna ordinata verso lo spiazzo concordato ai piedi del cavalcavia della Via del Mare. Tanti i cartelli che spiegavano le diverse sfaccettature della manifestazione. Oltre 400 trattori e 500-600 persone che sono venute anche con le proprie auto a sostenerci. L'obiettivo è quello di sostenere i movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa. Ci teniamo a ribadire che questa manifestazione non è né politica né con scopi associativi, ma solo a sostegno dell'agricoltura italiana in primis ed europea. Perché il mercato è comandato dalle multinazionali e da forti interessi economici che in mano a pochi e che hanno altri interessi sotto. La manifestazione si aggiunge alle altre che si sono svolte e che si svolgeranno in tutta Italia e che fanno capo ai comitati riuniti agricoli e a Danilo Calvani. Sì, abbiamo fatto partire questa cosa impegnativa sotto tutti gli aspetti, perché non siamo una struttura organizzata come lo sono i sindacati. Voi avete organizzato in tutta Italia ma senza bandiere di partito e bandiere di sindacato? Assolutamente sì, perché altrimenti questa cosa ci avrebbe diviso. Se io dico che sono di un partito, lui dice che è un altro, questa cosa non prende piede. Abbiamo avuto l'esperienza nel passato su questo, quindi abbiamo usato quegli errori fatti in passato e questa volta siamo riusciti nell'intento. 37 giorni sono tanti. Mobilitazioni che molto probabilmente porteranno ad un incontro tra i comitati e la Premier Meloni, ma intanto sicuramente ad un'altra grande manifestazione a Roma. Abbiamo chiesto che lei sia presente alla nostra manifestazione grossa che ci sarà il 2 marzo a Roma in piazza Santi Apostoli. Da mezzogiorno in poi avremo anche un incontro con la Commissione europea che scende lì, perché gli abbiamo consegnato un documento dove lei stessa, dove abbiamo fatto notare tutte le violazioni delle leggi italiane ma soprattutto anche europee. Manifestazione che vedrà anche una rappresentanza del Veneto, agricoltori che intanto con la protesta odierna hanno dimostrato la loro compattezza, coinvolgendo anche un settore molto importante come quello dei contoterzisti, da sempre a metà tra agricoltura e artigianato. L'agricoltore è qui in provincia di Treviso, il 90% delle lavorazioni viene fatto da noi contoterzisti, perché non sarebbe in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei macchinari. Quindi ce li accogliamo noi, prendiamo le macchine e andiamo a lavorare per loro. Ecco, voi che girate per tutte le aziende, però qui è un'isola felice col Prosecco, diciamocelo. Sì, è un'isola felice col Prosecco, però non per questo non dobbiamo combattere per l'agricoltura. Purtroppo io non mangio Prosecco. Allora, siamo di nuovo in diretta. Lucio Zanato ha raccontato così 2 giorni fa l'ultima delle tante manifestazioni dei trattori. Le abbiamo raccontate in tutto il Veneto, ovviamente in Italia, e poi domani questa manifestazione a Roma. Ripartiamo da qui per cercare di capire un po' questa rivolta e cercare di sfatare anche qualche mito. È davvero l'Europa un nemico per gli agricoltori? Allora, in collegamento questa volta mi tradisce Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, in collegamento Skype ovviamente, e c'è un ospite graditissimo e molto importante. Chi meglio di lui ci può aiutare ad entrarci in questa realtà? L'onorevole Paolo De Castro, buongiorno.
Buongiorno a tutti, saluto l'amico Andrea. Eurodeputato, Ciao Paolo, e grazie per aver accolto l'invito a partecipare qui oggi con noi. Grazie davvero. Eurodeputato del Partito Democratico in Europa con l'Alleanza Progressista Socialisti Democratici, è stato ministro dell'Agricoltura con il governo Prodi, presidente della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, ordinario all'Università di Bologna di Politica Agricola. Insomma, lei ci può davvero aiutare a capire questo mondo e a sfatare, se vogliamo, molti miti. Allora, intanto la prima cosa che le chiedo, un commento, insomma, li vediamo spesso i trattori in marcia, che effetto le fanno e cosa dice? Una protesta giusta, una protesta strumentalizzata? No, intanto è bene precisare, perché ci sono delle differenze sostanziali tra quello che sta accadendo in Italia da quello che è accaduto e che sta accadendo negli altri paesi europei. Partiamo però in senso più generale da quello che sono il sentiment degli agricoltori. Io credo che gli agricoltori abbiano ragione, e la ragione è legata sostanzialmente a un sentimento negativo che si è respirato e che, devo dire, noi più volte in Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo avevamo segnalato già da 2 anni, e cioè la sensazione che gli agricoltori siano visti un po' come imputati in questo processo della transizione ecologica, in questi grandi obiettivi del Green Deal, invece di essere considerati dei protagonisti e quindi costruire assieme a loro le grandi, diciamo così, impegni, investimenti che devono fare per riuscire ad avere quei traguardi di sostenibilità, sono stati visti un po' come imputati, responsabili del dissesto idrogeologico, responsabili di inquinare i terreni, responsabili di utilizzare prodotti chimici. Ecco, tutto questo è stato, diciamo, sulle spalle degli agricoltori, è stato vissuto un po' come se ci fosse una Commissione europea, mi riferisco soprattutto alla Commissione, più che al Parlamento e al Consiglio, la Commissione europea nemica dell'agricoltura. D'altra parte, mettiamoci pure diciamo così, nelle tasche degli agricoltori. Stanno vivendo una congiuntura economica molto difficile. Abbiamo prezzi dei prodotti agricoli che calano e costi di produzione che crescono. Quindi i redditi, proprio pochi giorni fa Bruxelles, Farm Europe, che è un importante think tank europeo, ha calcolato in un calo del 12% medio il reddito degli agricoltori europei. Quindi in una congiuntura negativa si sta applicando una PAC decisa 3 anni fa, adesso sono tempi biblici fa, perché nel frattempo c'è stato il Covid, c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, quindi quella PAC che aveva fortemente incrementato 30% circa tra ecoschemi e misure agroambientali di peso nella distribuzione degli aiuti a pratiche ecologiche. Quindi una PAC più forte dal punto di vista ambientale, con degli impegni importanti. Una serie di provvedimenti proposti dalla Commissione, tutti indirizzati a un rafforzamento significativo della parte ambientale in una congiuntura negativa. Ecco, questo è un po' il clima. Questo è il clima. Poi, per carità, si sono aggiunte anche provvedimenti nazionali. Adesso ci arriviamo, perché poi così spieghiamo bene ai nostri telespettatori cos'è la PAC e poi anche chi l'ha votata. Ferrazzi, perché è innegabile, lo diceva appunto De Castro, che i cambiamenti climatici hanno un rapporto strettissimo con l'attività delle aziende agricole e con gli allevamenti. Ma guardi, gli agricoltori sono i primi a subire il mutamento climatico e contemporaneamente sono molto spesso coloro che mantengono vivo e sano l'ambiente. Perché anche qua bisogna sfatare un mito: l'ambiente lasciato a se stesso non sempre è un ambiente di qualità e sano. L'ambiente ha bisogno spesso dell'attività antropica. Naturalmente dipende poi che intervento viene fatto, perché se vengono fatti interventi scellerati questo non va bene. Ma gli agricoltori sono per definizione i primi, diciamo, amici dell'ambiente, e sono coloro che appunto subiscono in maniera preponderante e diretta il mutamento climatico. Non so, grani di grandine come quelli dell'anno scorso, pesanti quasi 1 chilo, non si erano mai visti, questi sono devastanti. Le inondazioni, la siccità è devastante.
le trombe d'aria che ormai imperversano nei nostri territori, in tutte le coltivazioni, sono devastanti, quindi è di ogni evidenza che conviene anche agli agricoltori, e da questo punto di vista sono la prima sentinella, avere un impatto positivo sull'ambiente. Ovviamente però questo impatto deve essere generalizzato, perché vede, a livello di Unione Europea succede che dal punto di vista squisitamente anche teorico alcune operazioni sono state importanti, c'è tutto il Green Deal che è ancora in fieri e dovrà essere ancora di più approfondito e soprattutto attuato. Nella parte dedicata all'agricoltura ha delle ricadute, però poi bisogna che questo sia anche sostenibile, cioè come noi diciamo sempre in questa trasmissione, la sostenibilità è sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale. Allora chi guida i processi normativi anche nella Commissione europea bisogna che abbia certamente a cuore la definizione degli obiettivi, ma abbia anche poi la capacità di coinvolgere le categorie, i produttori, in questo caso gli agricoltori, in processi di trasformazione che non partono dalla mattina e arrivano alla sera con on-off, come premendo un interruttore, ma hanno bisogno di coinvolgimento e di un percorso graduale per arrivare a quel punto. De Castro, per rendere proprio molto semplice ai nostri telespettatori che magari non sono esperti della materia, che cos'è la PAC e chi l'ha votata? La PAC è una politica che esiste da 60 anni, abbiamo festeggiato i 60 anni della politica agricola comune ed è una delle più importanti politiche dell'Unione, praticamente è stata riformata ogni 10 anni circa, viene riformata, e l'ultima appunto è quella con il commissario Filogan prima e l'attuale Janusz Wojciechowski poi. Una politica che da una parte indirizza gli aiuti sulla base delle condizionalità, cioè io ti do questi aiuti, caro agricoltore, ma tu devi mettere in atto queste pratiche che sono pratiche più ambientali, pratiche di rispetto del benessere animale, pratiche agronomiche sostenibili, eccetera, eccetera. Quindi è un aiuto che si sviluppa in vari campi, in varie azioni. La PAC sono circa 5.000 pagine, quindi non è una cosa facilmente semplificabile, però da tutte le organizzazioni di mercato, per esempio proprio questa settimana abbiamo approvato un importantissimo regolamento sulle indicazioni geografiche, che è un altro asset importante della politica agricola, sono state le indicazioni geografiche, di cui l'Italia è leader. Quindi diciamo tutta la sfera delle attività agricole è regolata dalla PAC. La PAC l'abbiamo votata tutti, qui non facciamo confusione tra il problema della PAC e le proteste degli agricoltori. La PAC rappresenta oggi mediamente circa il 26-30% del reddito degli agricoltori europei, quindi non è che si può evitare la PAC. La PAC sarebbe un impatto devastante in tutta Europa. Si tratta di adeguarla come abbiamo fatto 3 anni fa, c'è chi dice che abbiamo fatto poco, c'è chi dice che dovevamo fare di più, però comunque abbiamo garantito le risorse e gli aiuti continuano a essere garantiti agli agricoltori. Però è evidente che se abbiamo fatto dei passi avanti sul tema ambientale già in questa PAC che è entrata in vigore solo l'anno scorso e stiamo mettendo in atto una serie di regolamenti sui fitofarmaci, sulle direttive emissioni, sul ripristino della natura, eccetera, gli agricoltori si sono sentiti un po', appunto, come diceva molto bene Andrea, accerchiati, no? Sono i principali protagonisti, devono essere i principali protagonisti di queste riforme della transizione ecologica, e per farlo occorrono progetti concreti. Ecco, è mancato questo sforzo di costruire un percorso, no? Pensiamo per esempio ai passi avanti che abbiamo fatto col biologico in Europa, non c'è stato mica nessun target, nessuno ha mai definito un obiettivo, abbiamo inserito una serie di strumenti dicendo agricoltori se seguite questa strada l'Europa vi aiuta, e siamo arrivati quasi al 20% in Italia di superficie a biologico, quindi è importante costruire un percorso che non lasci nessuno indietro. Votata comunque da tutti, perché poi il rischio della speculazione politica nel nostro paese è notevole, De Castro. Sì, assolutamente. Questo non c'è, nessuno si deve vergognare di aver sostenuto questa PAC. Certo, 3 anni fa, adesso sembrano tempi biblici, perché con quello che è successo tra Covid e invasione
della Russia in Ucraina. Attenzione, l'invasione della Russia in Ucraina ha un impatto immediato per l'agricoltura. Noi abbiamo raddoppiato e in alcuni casi triplicato le importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina. Solo l'Italia, nel caso del grano tenero e del mais e dei semi oleosi, le abbiamo più che triplicate. Questo vuol dire una pressione di produzione con prezzi molto più bassi, evidente, spesso con standard che non sono gli stessi che utilizzano i nostri agricoltori. E ovviamente questo lo stanno pagando i nostri agricoltori. Adesso non è che vogliamo mettere in discussione assolutamente l'aiuto all'Ucraina, ma dobbiamo tener conto che evidentemente va seguito questo percorso insieme agli agricoltori. Non è che possiamo far pagare solo a loro il costo dell'aiuto agli amici ucraini. Ferrazzi, diceva prima l'onorevole De Castro che non nasce qui la protesta ed è anche un po' diversa, nasce in altri paesi. Dove nasce? Beh, diciamo i primi trattori, in questo caso specifico, li abbiamo visti tra la Germania e la Francia, e fondamentalmente sia in Francia che in Germania sono nate sulla protesta per la riduzione dei SAD, no? I sussidi ambientalmente dannosi, che sono forme di contribuzione dello Stato per aiutare appunto alcune attività economiche in difficoltà. Nella fattispecie un aiuto dello Stato per abbassare il costo del gasolio, che viene utilizzato naturalmente per i mezzi agricoli. E poi in particolare in Francia c'è stata una rivolta nei confronti di un accordo fatto con altri paesi, appunto di libero scambio, nella fattispecie in maniera specifica con i paesi dell'America Latina. E questo apre chiaramente a una contraddizione di fondo, perché viviamo in un libero commercio internazionale, ma non ci sono delle regole che valgono per tutti, no? Cioè è assolutamente corretto, questa è la mia posizione, continuare con diciamo, gli obiettivi del Green Deal, su quello non si può tornare indietro, anche perché i costi sarebbero assolutamente insopportabili se non facessimo una sana transizione ecologica, e lo sarebbero anche per gli agricoltori, anche solo per i costi appunto derivati dalle devastazioni ambientali in corso. Bene, detto questo però è di ogni evidenza che nel momento in cui l'Unione Europea pone degli obiettivi, dei vincoli, e contemporaneamente i nostri agricoltori vedono che agricoltori di altri paesi o di altri continenti hanno la possibilità di importare prodotti, per esempio, che non hanno i limiti sugli agrofarmaci o via dicendo, è chiaro che qualcosa non funziona. E allora a questo punto bisogna fare una politica che sia certamente di livello europeo, molto equilibrata, ma anche di pressione anche nei trattati e negli accordi internazionali, perché altrimenti appunto non reggono. E chi è che non regge? Non è che non reggono le grandi multinazionali, i grandi allevamenti intensivi, fondamentalmente rischiano di non reggere i piccoli agricoltori. Ma lei pensi che nel nostro paese ci sono circa 1.100.000 diciamo, no? Aziende agricole. Beh, di queste circa la metà hanno una superficie di meno di 10 ettari, molto concentrata per esempio nel sud, cioè e magari sono anche gestite da persone che non hanno né l'età né la conoscenza per investire nella tecnologia, dove Paolo potrebbe appunto insegnarci anche qua il rapporto tra tecnologia e agricoltura, che può fare dei salti di qualità in avanti. Quindi tutti questi vanno accompagnati, perché oggettivamente rischiano di essere fuori mercato. Dopodiché va anche detto naturalmente che quando parliamo di cambiamento climatico, gli agricoltori e gli allevatori subiscono le prime conseguenze, hanno però anche loro un impatto notevole, i numeri lo specificano in maniera chiara, soprattutto gli allevamenti intensivi di grandi dimensioni, sia nella produzione di CO2 nel consumo dell'acqua. Lei tenga conto che fatto 100 l'acqua in tutto il mondo, solamente il 3% è dolce e quindi utilizzabile. Di questo 3%, il 70% viene usata per l'agricoltura e gli allevamenti, il 20% per l'industria e il 10% quello che ci beviamo ogni giorno. Quindi è chiaro che c'è un impatto, ma questo impatto va abbassato attraverso un coinvolgimento e attraverso accordi che non possono mettere in ginocchio i nostri agricoltori locali, magari quelli piccoli, ma devono invece essere accompagnati a un processo di trasformazione. Insomma, è quello che dicevamo, esatto, il cambiamento ci deve essere, ma si deve aiutare questo cambiamento, non è un cambiamento che può passare così in fretta, anche perché è epocale. De Castro, però, l'uomo della strada può dire, siamo abituati a essere molto schietti, gli agricoltori si lamentano, hanno tanti problemi, però non è
un settore fortemente sostenuto da sovvenzioni pubbliche, questo? Allora, innanzitutto è importante quello che diceva Andrea, consentimi di sottolinearlo, perché uno degli aspetti che ha fatto più arrabbiare, soprattutto in Nord Europa, è stato quel non riconoscere i passi avanti che sono stati fatti. Cioè non è che siamo all'anno zero, La PAC ha consentito oggi di ridurre, se guardiamo agli anni 70, agli anni 80 e li confrontiamo con oggi, abbiamo ridotto del 50% i principi attivi più nocivi per l'ambiente. Eppure ci sono paesi nel mondo che continuano a utilizzare, addirittura il DDT, che noi l'abbiamo vietato negli anni 70, e viene utilizzato in altri paesi del mondo. Ecco perché poi giustamente veniva detto prima da Andrea che gli agricoltori si arrabbiano. Cioè noi abbiamo fatto dei passi avanti importanti, non ci vengono riconosciuti, ci mettete con le spalle al muro per altri importanti obiettivi e poi però aprite le frontiere dell'Unione Europea a prodotti che entrano da tutto il mondo con regole standard assai inferiori, se non notevolmente inferiori a quelli europei. Quindi questo è il forte malessere. Dopodiché anche qui sfatiamo un mito: tutti i paesi del mondo hanno le loro politiche agricole. Gli Stati Uniti hanno nel loro Farm Bill, che è corrispondente alla nostra politica agricola comune, la loro legge americana, hanno una spesa annua di 95 miliardi di dollari. Quindi spendono mediamente 2/3 in più di quello che spende l'Europa. E ricordiamo anche che gli agricoltori americani sono circa 2,5 milioni, mentre in Europa sono circa 10 milioni. Ricordava Andrea, in Italia sono circa 1,1 milioni. Quindi l'intensità di aiuto negli Stati Uniti, in Giappone, in Svizzera, in tutto il mondo è assai più alto, non minore, di quello dell'Europa. In più noi abbiamo introdotto delle regole molto più severe dal punto di vista della condizionalità. Noi non abbiamo più aiuti accoppiati, gli Stati Uniti hanno regolarmente aiuti accoppiati, si paga alla produzione, noi paghiamo al comportamento, non alla produzione. Quindi questa evoluzione importante c'è stata, ha risposto alle nuove esigenze dei consumatori. Questo non si dice, ovviamente non vuol dire che non dobbiamo fare di più e che non dobbiamo fare della transizione ecologica la nostra bandiera, ma lo dobbiamo fare partendo dai passi avanti che abbiamo fatto e costruendo percorsi per riuscire a fare passi più importanti. Altrimenti è chiaro che poi si generano queste situazioni con le proteste che abbiamo visto, e la stessa Commissione se ne è resa conto. Basti ricordare che la Ursula von der Leyen ha proprio lei stessa voluto ritirare il regolamento sui fitofarmaci che noi avevamo chiesto addirittura 3 anni fa in Commissione Agricoltura, no? Perché 50% di riduzione entro il 2030. E vabbè, ma se non diamo strumenti concreti per combattere le malattie, come fanno gli agricoltori a ridurre del 50% in poco più di 5 anni? Cioè, sono stati slogan così che hanno però creato tanto malessere e che si sono poi, presentati anche in un momento di congiuntura negativa. Un'altra critica che viene mossa, Ferrazzi, è quello di un sistema fiscale molto particolare per gli agricoltori, è così? Beh, questo è un tema su cui Paolo è molto più esperto di me. Mi sembra di capire che nel sistema agricolo italiano c'è un calcolo teorico di rendimento, no? Di redditività su base catastale. E credo che qualche governo abbia cercato di mettere mano a questo sistema e credo che il governo Renzi, per esempio, ci abbia provato, perché il sistema catastale sarebbe basato sui dati del 1992, probabilmente un po' datato. La mia impressione, però su questo vorrei fare un approfondimento e vorrei anche chiedere a Paolo la sua opinione, che un sistema di questo tipo casomai possa rendere molto di più alle grandi aziende agricole, alle grandi multinazionali, piuttosto che ai piccoli produttori. Però certamente questa è una situazione italiana, però vede la questione vera per quanto riguarda gli agricoltori italiani è quello di cui parlavamo prima. C'è certamente una fascia non secondaria, soprattutto al sud, di imprenditori che sono in grandissima difficoltà. Una parte della rivolta che abbiamo vissuto in queste settimane anche in Italia, rivolta non omogenea, no? Anzi molto spesso si sono anche scontrati tra di loro. Una parte sono rappresentanze di agricoltori del sud di piccole dimensioni, fortemente indebitati, che chiedono per esempio prezzi garantiti e via dicendo. Ecco, io non so se a queste risposte
si possa rispondere semplicemente aumentando i sussidi da parte dello Stato dell'Unione Europea. Probabilmente serve un accompagnamento e una trasformazione, forse anche fiscale. De Castro, sul sistema fiscale. Allora, innanzitutto precisiamo che sono diversi i paesi che hanno il sistema fiscale su base catastale. La differenza tra l'Italia e per esempio la Francia, no? Un paese cui ci ispiriamo molto, è che loro hanno un sistema duplice, cioè catastale fino a un certo livello di fatturato, di una certa dimensione economica, e sopra quella dimensione economica, mi pare siano 70.000 euro, 80.000 euro, ci sono la tassazione a bilancio. Non è vero che le grandi aziende avrebbero vantaggi nella tassazione a bilancio, in un certo senso, perché possono fare manovre anche all'interno della propria azienda con gli ammortamenti. Quando si compra un'attrezzatura, per esempio, gli agricoltori non hanno possibilità di ammortizzarla in bilancio. Ci sono tanti strumenti moderni di gestione aziendale che, non avendo il bilancio, non sono di fatto possibili. Per non parlare poi del problema del rating con le banche. Le banche hanno difficoltà a valutare oggi un'azienda agricola perché, non avendo bilancio, non hanno neanche strumenti di rating adeguati. Quindi sarebbe arrivata l'ora di farlo questo passaggio, mettendo anche da noi una differenziazione per i piccolissimi, perché dire che in Italia abbiamo 1.100.000 aziende agricole è vero, perché questi sono i dati reali, però poi in realtà se facessimo una classificazione economica e non sulla base dell'iscrizione delle aziende alle camere di commercio, per dire, o le partite IVA, noi in realtà ci accorgeremmo che gli agricoltori in Italia sono circa 300.000, cioè 300.000 sono quelli che hanno bilanci superiori ai 10-15.000 euro, che sono veramente pochi. Quindi, se vogliamo, quando facciamo questi riferimenti alle multinazionali, credetemi, noi non ne abbiamo proprio. Il 99% delle aziende sono familiari. Come si fa a dire che sia una grande azienda, un allevamento di 200 vacche, che è la tipica dimensione per il nostro parmigiano reggiano, il grana padano, i nostri formaggi tipici? Cioè, stiamo parlando di aziende, in quasi tutta Europa è così, in cui la dimensione media è assolutamente distante significativamente dalle grandi aziende nordamericane, per esempio i feedlots, no? Questi allevamenti zootecnici negli Stati Uniti, dove ci sono aziende di 25.000 capi, di 30.000 capi. Quelli sì si possono chiamare grandi allevamenti intensivi, ma chiamarli da noi in Europa, insomma, è abbastanza ridicolo, ecco. E poi un'altra cosa, gli aiuti della PAC vanno solo agli agricoltori, non smentiamo questa idea che vanno ad altre figure. Devi essere un agricoltore a titolo principale per percepire l'aiuto PAC, non vanno alle aziende di trasformazione, non vanno alle aziende industriali, vanno solo agli agricoltori e si concentrano prevalentemente dove c'è agricoltura. Infatti l'80% degli aiuti vanno in pianura padana e vanno in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. E questa è un po' la struttura delle nostre aziende. Però attenzione, la dimensione oggi conta relativamente, perché se noi pigliamo il caso del Trentino Alto Adige, dove la dimensione media delle imprese è addirittura sotto i 3 ettari, però sono tutti all'interno di strutture consortili, di strutture organizzate, e quindi riescono ad avere sul mercato un loro potere di mercato, una loro organizzazione capace di incidere sul mercato, il reddito c'è. E quando sono piccoli e disorganizzati, come spesso, ahimè, avviene nel sud del nostro paese, dove ci sono i problemi maggiori. Chiarissimo. Ferrazzi, uno dei temi, una delle parole che ricorre spesso durante le proteste e le interviste è la battaglia contro la carne sintetica. Perché alcuni spingono per la carne sintetica? Questa è una questione molto delicata. Ci sono paesi che hanno già messo in commercio questa possibilità, alcuni stati della Federazione degli Stati Uniti, Israele e credo la Sud Corea. Ma coloro che spingono per la carne sintetica fondamentalmente lo fanno perché la carne sintetica batterebbe, l'impatto ambientale. Sarebbe carne coltivata più che sintetica, cioè si prendono delle cellule e si mettono un bioreattore che le riproduce, e quindi alla fine resta una bistecca vera e propria, e non uccidono gli animali. Sarebbe più sicuro dal punto di vista del igienico-sanitario, perché si potrebbe
controllare l'eventuale contaminazione, no? Da virus, microrganismi, batteri e via dicendo. E sarebbe maggiore la qualità verificabile anche nel rapporto tra muscolo e grasso, e poi nel tempo il costo potrebbe essere più basso. Questo, diciamo, coloro che sostengono, per rispondere alla sua domanda, i motivi per cui la carne sintetica, secondo alcuni, sarà una delle questioni da verificare nel futuro. De Castro, è un pericolo questo oppure un'opportunità? Ma insomma, io accenderei un faro con attenzione su questo tema dei cibi coltivati, perché uno dei problemi, a mio avviso, più rilevante di questo aspetto è la concentrazione nelle mani di pochi grandi multinazionali, davvero in questo caso, che gestirebbero le produzioni. Pensate, d'altra parte, chi è che sta facendo gli investimenti in questo campo? Carne, ma anche latte. Sono le grandi aziende come Bill Gates, come Amazon, che stanno facendo investimenti. Quindi sono veramente le grandi aziende multinazionali che stanno investendo, perché è evidente che dietro c'è una grande opportunità di business. Adesso, dal punto di vista sanitario, a mio avviso i problemi non sono pochi. Ho assistito a una conferenza del professor Gasbarini, che è il primario a Roma del Gemelli, dove ha fatto un'analisi della quantità di antibiotici e ormoni necessari per la moltiplicazione cellulare all'interno dei bioreattori, che io vorrei vedere chi si va a mangiare della carne coltivata o a bere del latte coltivato. Quindi io sarei molto attento e prudente. Probabilmente occorre molta più attenzione scientifica, analisi scientifica, e dimostrare prima i problemi sia nella salute umana sia nell'ambiente, e poi lasciatemi dire che è una scelta che davvero rompe un rapporto tra cibo e natura che abbiamo da secoli, no? Per cui prudenza, così come l'abbiamo avuto in altri casi. Ricordo la battaglia sugli OGM, erano tutti spaventati, diciamo, e lì si trattava semplicemente di un gene che si spostava da una specie all'altra. In questo caso abbiamo un bioreattore che con iniezioni di cellule staminali, ormoni e antibiotici, insomma, un po' di prudenza. La prudenza non è mai troppa. Io ringrazio davvero l'onorevole Paolo De Castro per la sua semplicità e anche per averci fatto entrare in un mondo che non è semplice per tutti. Grazie e buon lavoro. E Andrea Ferrazzi, la prossima settimana torno in studio? Prossima settimana tornerò in studio, quindi non si sentirà più solo abbandonato. Ecco, perché mi sentivo un po' solo in effetti. Chi avremo? Avremo Walter Bertin, che oltre ad essere un imprenditore molto affermato è anche il delegato di Confindustria Veneto Nord-Est sul tema della sostenibilità, e quindi ragioneremo con lui su cosa vuol dire investire in sostenibilità, in ricerca, in innovazione e sviluppo, in un'azienda che investe per definizione come la sua in questo, e cosa vuol dire per il sistema industriale veneto operare in questa direzione. Quindi sarà un dibattito molto interessante. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie Andrea Ferrazzi, ringrazio ancora l'onorevole Paolo De Castro. Noi abbiamo il film, il Meteo, e poi il film, come sempre, The Farewell del 2019. Meteo e poi il film. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Bentrovati al Meteo. Non è destinata a placarsi la forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro territorio. Il mese di marzo si apre ancora con la pioggia. Nel dettaglio, sul Veneto il cielo risulterà coperto con fenomeni diffusi, anche localmente moderati. Limite della neve intorno ai 1300-1600 metri. Su Prealpi e Dolomiti il rischio di valanghe sarà ancora marcato. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature in contenuta variazione. Minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 10 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con precipitazioni un po' ovunque, moderate sulle Prealpi. Quota neve indicativamente oltre i 1500 metri circa.
Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo anche qui condizioni estremamente variabili, con piogge un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.